arrivas. Wow, vento, pioggia e freddo, bellissimo. Perché vedi, ti volevo condividere una cosa, no? È presente, no? Quando è estate, soprattutto in certe zone del Veneto, che c'è quel caldo che non respiri, che non ce la fai a dormire, eccetera. Tu ripensa a quel caldo e poi niente, poi apprezzi a 1000 ste giornate, dici ah, è bellissimo. No! No, niente, non ti sto portando in nessun posto di bello. Siamo andati a io e tu siamo andati a prendere la droga dal fornitore di droga legale, quindi al tabacchino. Adesso basta. Che bello, sto registrando sulla nuova schedina ho preso la SanDisk Extreme 128 giga per la GoPro, perché ogni volta rimanevo sempre senza spazio, quindi adesso ho questa 128 giga e quella vecchia 64 nel portafoglio nel caso in cui dovesse servire, quindi insomma abbiamo 128 più 64. Ma quello che volevo dire oggi è che vedi, questa mia scelta, diciamo, questa mia abitudine, questo mio stile di minimalismo che utilizzo per la vita in camper, te la voglio raccontare anche sulle padelle. Come sulle padelle? Mi dici sì, anche sulle padelle. Poca roba ma di qualità. Mi sono preso la padella della Lagostina perché le mie antiaderente, insomma, tra virgolette, è pienamente compatibile, ok, con il mio coperchio, quindi per cui adesso io le vecchie pentole me le tolgo dal camper, che avevo 2 pentole. Ho visto che tra avendo il forno e esperienza, insomma, di questi 3 anni, a parte rare eccezioni, magari può servire perché hai più persone a cena, ma se no 2 padelle non mi servono, quindi riduciamo di peso e di spazi. E via le mie 2 paddle house, queste qua sotto. Poi cos'altro ho preso? Singano da Amazon. Allora, questa è da una vita che la volevo, la gomma estensibile, che già ne avevo 2, ma questa è di 30 metri, 30, quindi mi consente di arrivare a rubinetti dove prima non potevo arrivarci col camper, e soprattutto magari in certe aree sosta, tipo quando vado a Valvasone eccetera, mi consente di caricare senza spostare il camper, quindi se ho bisogno di altra acqua io carico e via. Questa tra l'altro vedi ha anche gli attacchi in metallo inossidabile, quindi non quelli in plastica. Speriamo siano compatibili con i miei ganzi rapidi, se no mi tocca fare il reso. Adesso vediamo, speriamo. Poi ho preso l'alimentatore a 12 volt con la presa accendisigari per il Surface. Momentaneamente lo utilizzerò per ricaricarlo magari davanti dove c'è la presa accendisigari. Nel futuro taglieremo via questo accendisigari, no? La collegheremo direttamente a un 12 volt tramite ovviamente fusibile e interruttore acceso spento, in modo che, vedi qua sopra che ci andrà il pannello di ricarica che ha fatto il falegname, ci attacchiamo magari per sotto questo cavo che esce dal pannello e lì ci sarà il pulsantino. Da sotto il cavo passa di qua, andiamo al piano inferiore e uscendo di qua andrà a attaccarsi direttamente qui all'alimentazione del Surface, che così se devo guardarmi, non so, video su YouTube o roba del genere, film lunghi, ce l'ho sempre sotto corrente. Figata. No, beh, non dormo lì nel lettino. Beh, qualche volta sì, è capitato che ci dormo, è anche molto comodo. E lo uso come divano, puoi anche buttarti là a guardare i film, è una figata unica, veramente. No? Strafigo, sono stracontento di sto pulmin, Ecco qua l'ultima cosa, la tracolla per macchina fotografica, ma quello che cercavo io, che non ho mai trovato, sono i gancetti a sgancio rapido, ok? Questo perché? Perché a volte la uso nel trapiede, a volte nello stabilizzatore eccetera eccetera, quindi ho bisogno di staccare con facilità la tracolla, e la tracolla mi è indispensabile, insomma, per quando vado in giro a far foto, per non avere sempre la macchinetta in mano, te la appoggi lì e via. Adesso però vediamo, perché mi sembra molto larga, vediamo se è la sua misura. Eccola là, perfetta, sì, eccellente. Poi mi è rimasto questo che aveva una presa difettosa, no? Con la USB. Io ho fatto il reso, mi hanno rimborsato, ma non sono mai più venuti a prenderselo, ce l'ho una vita. Quindi mi può essere utile eventualmente la placchetta e soprattutto questo accendisigari, sì, che me lo attacco al pannello di ricarica. Poi dentro cosa c'era?
c'erano dei morsetti per attaccare i cavi e il voltometro, ma non sono sicuro che il voltometro, no, questo no, non me lo attacco, lo regalerò, lo regalo a Mirko appena lo vedo. Ok, perfetto, sì, io sono qua fuori dall'Alessia che l'ho passato a ritirarmi la roba, è arrivato anche il frigo da recensire, il frigo che mi terrò perché non mi fido tanto di questo frigo trivalente per se viene fuori un'estate bastarda, quindi mi tengo, eventualmente lascio giù dall'Alessia o da mia nonna, non lo so, il frigo, e nel periodo caldo me lo porto qui in camper, lo collegherò al 12 volt. Il frigo dovrebbe essere identico a quello dell'altra volta o molto simile, probabilmente al modello successivo. Mi ricordo avevo messo la Coca-Cola e si era ghiacciata, cioè avevi il ghiacciolo, no? Hai capito? Quindi no, me lo terrò, guarda, sopra il letto qua. Sì, certo, non è bello, non è comodo, tutto quello che vuoi, ma è una situazione, diciamo, di emergenza, proprio per quei 2 mesi dove c'è il caldo bestia e umido qui da noi in Veneto, che non ti fa funzionare i frighi trivalenti, perché ricordiamoci, il vecchio frigo di Scarosso è andato da Dio, ma veramente da Dio, bibite veramente belle, ghiacciate, freddissime, in Francia con 35 gradi, 35, qui in Italia da noi con 31, la roba che non riusciva a raffreddarsi. Perché? Perché c'è l'umidità, e l'umidità, diciamo, crea questa situazione, diciamo, atmosferica, no? Dentro il bruciatore, che non consente di far funzionare il frigo al meglio. Bon, dai, adesso via che è tardi, che devo andare in longboard a fare un lavoretto, quindi prendo il frigo, lo carico in camper e via. Ecco, io sono anche arrivato, è bellissimo quando hai appuntamento con le persone, ti dicono un orario, io sono sempre strapuntuale e ancora non si presentano, va bene. Qui in Italia sei in piazza Mazzini, è una delle piazze principali di Jesolo, se non ci sei mai stato. L'Italia, allora sto girando la video recensione del frigo, no? Tu adesso sei nel dietro alle quinte, devo ancora provarlo e mi sembrerebbe abbastanza una figata, molto grande, 50 litri, e l'unica cosa che sfiga, perché sai che quello me lo voglio ottenere, no? Per frigo di scorta per quest'estate, e avevo detto di metterlo nel letto, no? Ma guarda, c'è lui anche, si c'entra, ma dopo, cioè, come fai a aprire lo sportello? Devi tirarlo giù ogni volta. Per carità, stiamo parlando comunque di situazioni di emergenza, quando proprio c'è il caldo cacca, quindi preferisco avere sta rottura di balle in più piuttosto che non avere la roba bella ghiacciata. Insomma, ecco, qua ti tieni anche i gelati, tieni meno 18. Se sei nuovo che non conosci la storia, tu mi dirai: Singano, ma perché non ti sei preso il frigo a compressore come frigo del camper? Allora, lo ripeto per i nuovi, diciamo, iscritti, i nuovi arrivati, i nuovi tu. Singano lavora con il computer e oltre al lavoro, insomma, è anche appassionato di informatica e quindi ha fotografia, video, eccetera, quindi ha un'infinità di diavolerie elettroniche, in più adesso anche il longboard elettrico, quindi puoi immaginare, e la corrente è molto preziosa. Sì, è vero che ho il generatore, ma avere un frigo a compressore con tutto quello che ti consuma non mi permetterebbe assolutamente di andare avanti in inverno. In estate tranquillamente, in estate sti pannelli terrebbero addirittura anche il clima, però ripeto, l'inverno e tutti i periodi di brutto tempo per me sarebbe veramente una grandissima segata alle gambe, perché se io per tutti quei mesi, che sono tantissimi, d'inverno dovessi tenermi quasi sempre il generatore acceso, alla fine il frigo mi va a gas, hai capito? E consumo molto di più, infinitamente di più, oltre probabilmente a accorciare anche la vita al generatore, insomma. Quindi per cui questa è stata la mia soluzione, un super frigo anche bello grande trivalente. Dicono, adesso devo ancora provarlo d'estate perché il problema è la temperatura esterna, dicono che sono stati fatti i test nel deserto del Sahara e tutto quanto e non cambia comunque la temperatura interna dove ci stanno gli alimenti. Però vedremo. Io non mi fido tanto di questo discorso, probabilmente nel deserto del Veneto c'è un clima molto più impegnativo rispetto a altri deserti, e capito che possono essere più secchi, perché il problema, ripeto, è l'umidità, ricordatelo sempre, quindi non ho molta fiducia di questo frigo.
Vabbè, problema risolto, insomma, si usa quell'altro frighetto, magari questo qua per l'estate proprio lo spengo per quei 2 mesi, sai, giugno, luglio, come dicevo, e dopo basta. Una volta che ho finito di utilizzare quello lì, che comunque, per carità, non è che pesa tantissimo, ma sono comunque 20 kg a portarsi dietro e ingombra, no? Quindi portarselo dietro tutto l'anno per uno che ci vive, no? A ste robe. Quindi lo lascerò giù dalla Alessia o da mia nonna, da qualche parte, insomma, trovo. Anzi, io direi che è meglio che mi muovo, lo testo domani pomeriggio, visto che sono qui che lascio il camper da mia nonna e vado con mia mamma in ospedale a far controllare quale è le tonsille, no? E quindi approfitto, diciamo, di non buttare via gasolio per il cacchio, faccio la recensione domani pomeriggio, cioè la recensione l'ho fatta, manca da fare le prove di temperatura col termometro, quindi domani pomeriggio che c'è il caldo e tutto quanto, e dopodiché lo lascio giù qua, insomma, tornerò quest'estate a riprendermelo. Ah, guarda cosa ho fatto, grande Singano, guarda, la cestella che c'era dentro il frigo, no? Tanto io non la userei mai la cestella, che me ne frega, metto la roba molto delicatamente, non rovino, non ho bisogno di divisori, robe varie, la uso per mettere le bottiglie, mi stanno 5 bottiglie da 2 litri, ha delle specie di gancetti che vengono schiacciati dal cuscinone e quindi ho risolto finalmente anche il problema dell'acqua. Sì. Tu mi dirai, ma che casino qua sotto? Ti dirò, io mi siedo qua, vedi qua, e i piedi li metto qua, quindi ho tutto lo spazio di questa terra. Lì c'è, diciamo, il bidone delle immondizie nella destra, lì l'acqua non viene toccato minimamente. Se ho ospiti a pranzo, comunque guarda, lo spazio per l'ospite ci sta, se siamo in 3-4 anche no, però insomma si sa che non si mangia in 3-4 in casa del Singano, no? A ste robe. Eccolo.